chi l'ha fatto, diciamo, che si faccia avanti, che almeno lo rimettiamo su. Io lo rifarò ugualmente come era prima, però ci sono dei danni. È l'appello che il signor Nazario Tacconi fa ai responsabili del danneggiamento del capitello della Madonna dell'Immacolata, trovato abbattuto lunedì mattina. Il monumento tra via Costigliola e via Rialto, al confine tra Teolo e Rovolon, in uno splendido angolo dei Colli Uganei. L'unico dettaglio è il momento in cui è avvenuto il fatto, in un arco di circa mezz'ora tra le 7:30 e le 8 di lunedì mattina. L'ultimo a vederlo integro, il vicino di casa del signor Nazario alle 7:30, poi la scoperta fatta 30 minuti più tardi. E c'era una Madonna che sembra che facesse anche qualche grazia chi ci crede, ecco. E, così. I pezzi della Madonna sono ancora dentro, Cosa potrebbe essere stato? ma molto probabilmente un camion di grosse dimensioni che, facendo la curva, ha preso contro o al cappello, che era leggermente sporgente rispetto al capitello, e che l'ha ribaltato proprio. In quel tratto di strada non ci sono telecamere, le uniche sono poco più avanti verso Rovolon. Purtroppo non ci sono nemmeno testimoni oculari. Nazario ha già fatto denuncia ai carabinieri contro ignoti, ma nel suo cuore resta una speranza. C'è solo da sperare nella bontà di chi l'ha fatto, di farsi vivo e di... Magari sotto Natale qualcuno si mette la mano sulla coscienza. Sì, comunque lo rifacciamo. Rifarlo lo rifaremo. I danni ammontano a circa 5.000 euro, essendo in una proprietà privata le spese per ricostruire e rimontare il capitello sono tutte a carico del signor Tacconi, che però ha ricevuto già tanta solidarietà, visto che sono molti i residenti della zona affezionati a questa statua della Madonna. Ci sono stati dei vicini che si sono fermati, mi hanno chiesto se c'era bisogno di sostenere le spese. Addirittura un muratore si è offerto di darmi una mano a rifarlo. Quindi la gente risponde.